Intanto la politica veneta si rimette in movimento a partire dal centrodestra che guarda al turno delle amministrative di primavera per mettere in difficoltà il governo Renzi, ma restano le divisioni, mentre il PD dopo la sconfitta alle regionali si pone il problema di costruire una nuova alleanza di centrosinistra. Angelo Pangrazio. Crediamo che un centrodestra compatto, chiaramente sulle scelte, ma anche sulle idee e sui programmi, possa davvero essere molto competitivo. Credo che Renzi lo sappia a partire dalle prossime elezioni amministrative e questo spiega perché ha tentato di spostare tutta l'attenzione sul referendum confermativo delle riforme costituzionali che arriverà dopo le elezioni amministrative. Avanti con l'alleanza di centro-destra, dice la leader di Fratelli d'Italia, che non teme un peso preponderante della Lega. Uno schieramento con troppa destra e poco centro? Gli avversari sono tutti dall'altra parte, sono la sinistra e il Movimento 5 Stelle. Io credo che Forza Italia, per vincere le prossime elezioni politiche, abbia bisogno, sia necessario per il centrodestra, che ci sia leadership che parte dai moderati, parte da Forza Italia. La crisi di Forza Italia, sostiene Padrin, finora è stata sfruttata dalla Lega. Insomma, questi equilibri vanno cambiati. Gli elettori evidentemente si stanno rendendo conto che nel centrodestra ci sono anime diverse, alcune più democratiche, altre più ostili a processi democratici.